andare fuori. Ci ha promesso la riproposizione dell'intervista doppia a Nicola Baldon, caro Valerio, con Santiago Orduna, però volevo parlare di Polisportiva Tergola, perché Claudio Tosono ha una maglia con scritto Le Ali di Padova. Ecco, com'è sta storia? Ce la vuoi spiegare? Noi a settembre 2014 siamo entrati a far parte del progetto, quindi siamo, tra virgolette, le neonate del gruppo. Molto felici di questo e ci hanno accolto tra l'altro benissimo, devo dire la verità. Eravamo sempre un po' sul chi va là perché noi siamo una società comunque piccola rispetto a una pallavolo arcobaleno, Cadone, che Volley Project, che hanno una B1, insomma siamo sempre stati molto più comunali, ecco. E ci hanno accolto molto bene. E comunque è stato bello perché tu lo sai, le Ali è sempre stata molto pink, cioè erano solo ragazze e infatti hanno detto voi avete la maschile come puoi vedere in studio ed è bello visto che c'è Certo. la pallavolo Padova questa sera, Certo. noi almeno abbiamo i ragazzi Certo. e questo è stato un bel punto di apertura diciamo perché non si può mai sapere. Il progetto c'è, funziona e siamo orgogliosi, ecco, di farne parte. Organizziamo, siamo stati in fiera, so che è venuto qui Paolo 2 mesi fa a Grigoletto, Sì, sì. ti hanno già raccontato loro, cose molto positive. Abbiamo fatto un concentramento di mini volley giusto domenica scorsa con 90 C'era bambini. anche Melissa? C'era? No, Melissa non c'era domenica. Poi Melissa, dove eri domenica? Che non sei andata Insomma, al lei concentramento mini volley? Non sei andata al concentramento mini volley domenica scorsa? Come mai? era 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 impegnata, era impegnata. impegnata, ok, va bene, va bene. Allora sei a posto. Ed è bello perché le società comunque partecipano attivamente alla cosa e avevamo anche dei nuovi amici che erano quelli del Giarre, perché comunque siamo un progetto dinamico, aperto, ci siamo dati diciamo un totale di società, perché non è che possiamo sì, spaziare all'infinito. Al momento siamo 7 e non è detto, si vedrà insomma in futuro. Come siamo 7? Siamo 7 società che fanno parte del Ah, progetto, delle ali, delle scherzo, sì, ali. no, avevo capito, sì, sì, Quindi ti assolutamente. Sta dico, diventando una cosa. A esatto. livello femminile, allora ne abbiamo parlato, Fabio, dopo lo Star Game, no? Abbiamo detto, ok, Padova ha questa fame o questa sete di pallavolo femminile di alto livello, prendi pure il microfono, però manca il vertice. Cosa bisogna fare? Lavorare sui giovani, Vero? lavorare a partire dai piccoli e cercare di farli crescere. Una volta, data la mia età, dico sì, la parola d'ordine era valorizzare i giovani. Quello dobbiamo continuare a fare continuamente, valorizzare, valorizzare. Dare un piccolo valore da un piccolissimo a un grande, non sappiamo quanto grande sarà, ma comunque insistere nel lavoro. Ecco, voi fate i campionati, mi spieghi un po' a che campionati partecipate come Tergola? Dunque, noi abbiamo un settore maschile con la prima divisione maschile, poi abbiamo una terza, un under 15, partiamo con l'under 12 quest'anno, Dove gioca Ettore? dove gioca Ettore, poi c'è vabbè, il mini volley e i piccoli amici anche, abbiamo Proprio tanti piccolini piccolini. piccolissimi, e poi abbiamo il femminile con la seconda divisione e la terza divisione maschile, femminile scusa. Quindi una bella Sì. completa. Sì, Bella completa. più di 100 atleti che È un numero contribuiscono. importante. Coprite come territorio per Noi siamo a nella grandi parte linee alta di Vigonza. di Vigonza. Siamo in mezzo ad altre società, perché Vigonza è un comune molto esteso dal punto di vista territoriale, non abbiamo moltissime palestre. Il problema è sempre gli spazi di gioco, sarà sempre questo, perché il problema è sempre avere degli spazi per poter giocare. Anche a volte bisogna difendere gli spazi della pallavolo. Io su questo ci ho provato in questi anni, insomma. È stato uno dei tuoi compiti. Difendere lo spazio della pallavolo perché anche gli altri sport crescono. Certo, certo. Per fortuna. Per Puoi fortuna. darmi il microfono a Melissa che lo porta ad Alessandro Milanese? Che dice, chi è Alessandro Milanese? No, sto scherzando. Grazie. Tu ti occupi invece, Alessandro, più della parte tecnica. Sì, esatto, Quindi sono responsabile tecnico. Io sono entrato in Polisportiva Tergola circa 6 anni fa come allenatore, prima femminile, e quest'anno sono passato al maschile, prima divisione. Stiamo andando abbastanza bene, quindi penso che questa crescita che abbiamo cercato di raggiungere sia stata fatta sia a livello quantitativo di atleti sia a livello qualitativo,
perché stiamo navigando, diciamo, abbastanza bene sia nei nostri campionati, sia con la seconda divisione femminile che è prima in classifica nel girone, e noi con la prima divisione che all'Eno siamo secondi nel nostro campionato. Io ammiro sempre i ragazzi, allora, nel maschile che giocano ai campionati di divisione, perché non sono più in età, la maggior parte, non sono più gli under, no? Ma cominciano ad avere magari 20 anni, 22, 25, anche di più, insomma, in certi casi. E mettersi in gioco, no? Il sabato sera, venerdì sera, magari a scapito di fidanzati, mogli, amici, è una cosa che a me piace molto, quindi li ammiro in modo particolare. Ma è Chi fa il campionato di divisione. è sempre questione di passione e certo. amore per il gioco, e forse anche scappare dall'amorosa qualche volta. A meno che l'amorosa non giochi anche lei, perché adesso sai Sì, che esatto, tanti hanno esatto. queste... No? Magari in campionati diversi, quindi ci può stare. Comunque è sicuramente un sacrificio perché lavorano quasi tutti e studiano. Arrivano in ritardo, cosa che loro non fanno, e quindi, però non riusciamo a tirare su le multe, sono giustificati, diciamo, da questo punto di vista. Seba, a quanto hai rinunciato fino adesso della Mamma mia, tua gioventù, della tua gioventù, scusa? Beh, tanto questo è vero, però per inseguire un sogno mio, che era Quindi quello di- volentieri. Volentieri, certo. Fabio? Anch'io volentieri, soprattutto anche quando siamo con la nazionale ci mangiamo tutte le estati e quindi Sia impegnativo C'è d'estate. poca spiaggia d'estate. No, cioè, Quasi mai. Io 2 volte, 2 giorni spezzettati, magari uno a giugno e uno ad agosto proprio. Sì, sì. Fabio va in montagna invece mi ha detto. No. No, neanche in montagna. No, no. Neanche in montagna. Al mare, al mare. Come va la scuola, Fabio? Tutto bene. Tutto bene? Sì, sì. Valerio? Sì, pare di sì. Pare di sì. È bello sentire che vanno ancora a scuola e giocano in Superlega. Infatti- Era dei tempi di Meoni che non mi ricordavo questa cosa. Sì, infatti spesso quella di praticare lo sport diventa uno scusante per la scuola, invece bisogna dare merito a questi ragazzi che riescono a fare le cose bene, insieme, in contemporanea. Assolutamente. A proposito di scuola, abbiamo voluto interrogare, come vi dicevo, ma ve la riproponiamo perché ha avuto un grande successo, un'intervista un po' bizzarra dove abbiamo anche interrogato su alcune materie un paio di personaggi della Tonazzo Padova che sono Nicola Baldon, il vice di Valerio Baldovin, e Santiago Orduna. Prego la regia. Il quiz che piace a tutti. Nome, Santiago, Nicola, cognome, Orduna, Baldon, età, 31, 43 anni, segno zodiacale, Virgo, Vergine, gemelli, ruolo, palleggiatore. secondo allenatore, titolo di studio, Ho finito la scuola e ho fatto 3 anni di università. liceo scientifico, ho studiato informatica. a che età hai iniziato a giocare? Da piccolo, 4 anni. Ho iniziato a allenare, questa è una bella domanda, non mi ricordo. Tua prima società, Vanade, Banco Nazionale de Desarrollo. La mia prima società da allenatore, verso Garavol, il tuo primo allenatore, Hernano Sino, Mario Di Pietro, il nome della prima fidanzata, non te lo posso dire. 7x8, 56, 56, la materia preferita a scuola, matematica, matematica, quella invece dove non ne venivi fuori, scienze naturali, latino, sport preferito oltre il volley, e calcio. tennis, campione di altri sport, Ginobili, Michael Jordan, campione di pallavolo, Ricardinho, Kaczynski, il coach che ti ha fatto lavorare di più, John Uriarte, il giocatore che ti ha fatto arrabbiare di più, non ce n'è, ho tanta pazienza, quello con cui ti piacerebbe lavorare, Javier Weber, Valerio Baldovin, il compagno di squadra più casinista che hai avuto, casinista, Santiago del Raidù, Stefano Bozzo, allo stadio per un concerto, Vasco Rossi o Ligabue, 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 al cinema, commedia o avventura, 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 in casa, pigiama o maglietta per dormire, Maglietta, Pigiama, in auto, qual è il limite di velocità della tangenziale di Padova, 130, 90 orari, a cena, Belen o Martina Stella, Belen, Belen, e per il dopo cena, Belen, Belen sì. 9x8, 20 seconds.
Avevo detto matematica. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 9 per 8. 63. La data della scoperta dell'America. 1592. Non me lo ricordo. La prima canzone sulla tua playlist. Yo soy aquel. Musica classica. Il giocatore con più presenze della Pallavolo Padova. Gabriela. Andrea Garghella. Completa la frase. Meoni, Palloni, Vianello. Vianello. Cosa farai da grande? Padre di famiglia. Farò tante cose come le faccio ora. In vacanza, nella tua borsa non può mancare? Un pallone. Nella mia borsa non può mai mancare lo spazzolino. In campo, ginocchiere sì o ginocchiere no? Ginocchiere sì. Nastro sulle dita sì o no? Solo quando fa male. Video check, grande invenzione o gli arbitri hanno sempre ragione? No, grande dimensione, ovviamente. No, è una buona invenzione. Saluta tutti nel tuo dialetto. Ciao a todos, un abrazo enorme. Ciao. Un Nicola Baldone fantastico, inglese. Con la sua Fantastico, flemma fantastico. no, non si discute. Mettendolo proprio a confronto con il secondo che avevamo, sì, tra la reattività di Nicola e la reattività di Roscio. Valerio, tu che li hai conosciuti tutti e due? Beh sì, sono diametralmente opposti. Tu sei però abbastanza tranquillo, insomma, non sei uno che Sì, insomma, sì, tutta abbastanza, sorrifle, ogni tanto ogni tanto parte... Sì, ho una soglia più bassa rispetto a Nicola di tolleranza, diciamo. Nicola mi sorprende alla fine delle partite perché lui, che se vinca 3-0, se perde 3-0, ha sempre un controllo, tu un po' meno lì. Tu sei, no, non che non ti controlli, ma lì si vede che hai più eventualmente il sangue negli occhi, lui invece... Lui riesce se perdiamo, sì. sì. Assolutamente. Voi dopo le partite, come sono i tecnici, gli allenatori, il clima dentro le vostre squadre? Dipende da come andrà la partita, direi. Comunque dai, abbastanza bene ultimamente. Sì. Mi sta andando soddisfazione, però dicevi come piazzamenti stanno andando bene. Sta andando abbastanza bene, diciamo che questi gruppi che sono formati si sono coesi bene e quindi i risultati ci sono. Merito al gruppo Leali che ci ha dato delle ragazze per la seconda, merito di questi nuovi giovani ragazzi che sono arrivati magari con l'aiuto del capitano qui presente che ha cercato di fare il gruppo più possibile. Comunque i risultati ci sono e speriamo continuino. Bene, bene. Volete venire? Siamo quasi in chiusura, venite qua sia Ettore che Melissa vicino a me. Avete voglia? Qua in piedi. No, in piedi così mi fate sentire piccolo. Ecco. Dammi il microfono un attimo. Ti è piaciuto stare qui stasera? Sì. Com'è sta TV? Bella. Bella? Ettore, ti sei divertito tu? Sì, tanto. Tanto? Capo applauso. Capo applauso. Dove giocate la prossima partita? Chi può dirlo? Non si sa. Vogliamo aiutarlo, no? Dove? A Rustega. Campo San Piero. Pronostici? Nessuno. Bene. Vuoi partire? Vinciamo, dice Claudio. Vuoi partire con l'ultimo applauso di ringraziamento alla Polisportiva Tergola? Lo fai tu? Vai, parti. Allora, ringrazio Fabio, Claudio, Alessandro, complimenti e in bocca al lupo per quello che state facendo per la pallavolo dell'Alta Padovana, importante sia a livello femminile che a livello maschile. Grazie Valerio Baldovini, applauso anche per te, in bocca al lupo per il sabato. Mi raccomando, su un caffè ho sentito che è del 91. Abbiamo già delle idee. Avete già delle idee su un caffè? Ok, tenetelo, grazie, applauso anche per te. Grazie a tutti. Un grossissimo applauso a Sebastiano Mina, grazie di essere venuto. E a Fabio Vallazzo di della Padova. Grazie. Vi ripeto, l'appuntamento è sabato, scusate, alle 17:30 a Modena. C'è un pullman per i tifosi che parte alle 14 dalla Palla Fabris, quindi se avete intenzione di aggregarvi, di seguire la Tonazzo a Modena, potete telefonare in segreteria alla Pallavolo Padova e prenotare il vostro pullman. La partita è alle 17:30 in diretta su Rai Sport Sat, invece noi ci troveremo sempre qui, puntuali, mercoledì prossimo alle 9 su TV7 News con Mani e Fuori. Buonanotte, ciao!
1.